frate? Chi sei? Ah, ha preso una notte. Ehi, anche sospendere, ma non sospendetelo. No, no, lei ha fatto bene a chiamarmi, ha fatto bene a non chiamare il padre, ci penso io, ci parlo io col ragazzo. Glielo spiego io che non si fanno queste cose, ma stiamo scherzando. Magando un me, ci penso io. Stia tranquilla, professoressa. E arrivederci, ciao, ciao, ciao. Lazzaro. Giacomo, ascolta, mi ha chiamato la professoressa molto inquieta con te che hai fatto una cosa oggi. Che cosa hai fatto? Esattamente, Gesù Gallon, scusami, non lo dico a tuo padre perché se lo sa tuo padre te lo dice in modi diversi. Comunque sia, a nonno, ascoltato vago. Ma il ragazzo di Bones a toccare in culo sa compagna de classe, ma come ti cazzo di permettesi a innanzi a sta professoressa? Ma almeno spostati nei bagni, gli dici, oh, guarda che ti voglio far vedere gli specchi che ci sono nel bagno. Ho fatto un disegnino nel muro, lo vuoi vedere, va in bagno e poi, se lei ovviamente acconsente, perché deve consentire, non è che devono già toccare in culo e spicciocchette, che cazzo di diciamo, lei voleva almeno. Ah, ma non lo devi fare davanti al professore, ma fate un po' furbo, Giacomo. Ascoltate, non poi toccare di gusto. Comunque sì, la prossima volta gli dici, vieni che ti fai una passeggiata con me, devi venire, ti faccio vedere una cosa, e poi ti vai a vedi curiosi o la tocchi nei punti dove vuoi toccare. Però non davanti alla professoressa, al professore che sia. Sei in una scuola, devi rispettare le regole della scuola. O se no gli dici ci vediamo dopo scuola e ti faccio vedere il paradiso terrestre, capito? Ti faccio vedere, gli dici vuoi salire nella giostra, gli vai, capito? Fatti il furbo, Giacomo, dai. Ciao nonno, ciao. Spiccio che giudeo, cis.